Buongiorno a tutte e a tutte le persone che sono, collegate in questo momento e grazie in particolare agli amici delle ACLE di Bergamo che per questa opportunità di tornare con voi a parlare di Islam. Io sono Ignazio De Francesco, sono un monaco della piccola famiglia dell'Annunziata, la comunità, fondata da Don Giuseppe Dossetti, e vi sto parlando in questo momento da Montesole, che è la sede ormai storica, istituzionale della nostra, comunità che è nata, con una, decisione forte e un'intenzione forte di vivere la professione cristiana, la chiamata del Vangelo, la chiamata del battesimo, ma proprio per questo anche di apertura, verso il grande mondo dove ci sono tante religioni, tante culture, anche non credenti, e quindi l'impegno a un approfondimento del proprio battesimo, per chi è credente ovviamente, e anche, impegno alla conoscenza e all'apertura degli altri. E questo vale poi soprattutto per tutti quanti, perché a prescindere dalla nostra, scelta religiosa o non religiosa, siamo poi appartenenti a una comunità civile, che è retta dalla nostra bella Costituzione, che invita proprio a un cammino di pluralità e di solidarietà nei diritti e nei doveri. Dunque, dopo aver trattato in una prima serie di incontri un po' i cardini del dogma, islamico, questo ciclo secondo ciclo di incontri sarà dedicato a un tema che è importantissimo, assolutamente centrale nell'Islam, che è l'etica islamica. C'è una formula, che tutti i musulmani conoscono, ve la dico in arabo: ad-din muamala, la religione è comportamento. Io non so quanti tra voi, se, avessero una domanda, qualcuno chiedesse: "Ma che cos'è secondo te la religione?" Provate a pensare cosa risponderebbe. Ecco, il musulmano, risponde normalmente così: ad-din muamala. Questo vuol dire che l'impianto, diciamo così, dogmatico, della religione è molto importante. Abbiamo visto i cardini, la fede in Dio, la fede negli angeli, nei profeti, nei libri, nell'ultimo giorno, nel giudizio appunto dell'ultimo giorno, la fede nel destino. Quindi l'impianto dogmatico c'è, ma in realtà l'Islam dà molta più importanza alla dimensione dei comportamenti, ed è anche questo il motivo per cui l'Islam si caratterizza essenzialmente come una religione a forte impianto giuridico, la famosa Sharia, che viene dalla radice shara, che è la strada, quindi, la via da seguire. Quando noi parliamo con un musulmano si rivolge al suo sheikh, al suo imam, normalmente non ha questioni, teologiche, dogmatiche, ecco, laceranti. Il problema è come fare che cosa, e soprattutto il mondo dei comportamenti. E quindi, penetrare un po' di più il livello dell'etica islamica, questo mondo di comportamenti, ci aiuta anche a gettare ponti, nelle nostre città, nelle nostre scuole, nei nostri quartieri, nei nostri palazzi, con chi vive con noi ed è di religione islamica. Allora, in questo primo incontro, vorrei soffermarmi a descrivere un pochino com'è la personalità etica, del musulmano, e per fare questo dobbiamo un po' riprendere, l'ultimo punto del dogma, islamico, trattato, e cioè la fede, nell'ultimo giorno. Quindi l'orizzonte escatologico come elemento essenziale dell'etica islamica. Questo orizzonte escatologico è descritto molto, minuziosamente, è oggetto continuo di predicazione, e questo forse è anche un po' una differenza dal quello che noi normalmente facciamo, chi
tra noi appunto va in parrocchia o ha attività di catechesi con i bambini, con i ragazzi. Quanti parlano di paradiso e inferno ancora? Non lo so. Ecco, nell'Islam questa dimensione del giudizio universale è una dimensione molto importante e orienta le azioni. Ed è scritto in modo molto minuzioso, ci sono intanto le prove della tomba, un primo giudizio avviene dopo che la persona è stata sepolta, l'unità del composto umano fa sì che il corpo rimane senziente nella tomba e lì subisce un interrogatorio sulla base del quale poi avrà un sonno dolce oppure un sonno agitato da incubi fino alla risurrezione. Poi c'è la risurrezione dell'ultimo giorno, il raduno, la presentazione dei registri, la bilancia, la strada verso la propria destinazione che è paradiso e inferno. Ovviamente chi mi sta ascoltando in questo momento e magari non crede, dice ma queste sono tutte fantasie, sono tutte invenzioni per far paura o allettare la gente. Benissimo, accettiamo ovviamente questa opinione come tutte le opinioni, però trattandosi di un sistema religioso importante come quello dell'Islam dobbiamo prenderlo così com'è e cercarlo di descriverlo così com'è. Per cui il momento del giudizio, vi ho fatto già notare con quelle due formule che vi ho detto, la presentazione dei registri e la bilancia, è un giudizio essenzialmente basato sulle opere. Secondo la fede dei musulmani, ciascuno di noi ha alla sua destra e alla sua sinistra un angelo. Quindi ciascuno di noi ha alle sue spalle due angeli, differente dall'idea dell'angelo custode. Sono gli angeli del registro, cioè che scrivono giorno per giorno, ora per ora, minuto per minuto, quello che noi facciamo di bene o di male, e poi questi registri verranno aperti nel giorno del giudizio e le opere delle persone verranno posate sulle bilance per vedere se il piatto con le opere buone è più pesante di quello delle opere cattive. Quindi vedete è un approccio molto, diciamo così, attivistico. L'opera è centralissima. Questo è corretto in parte da un'altra idea sulla quale non ci soffermiamo per non dilungarci, che comunque nessuno può vantare un diritto alla propria salvezza. Non può andare a dire a Dio: guarda che io tutta la vita ho fatto l'elemosina, ho pregato, perché nella visione islamica Dio rimane totalmente arbitro, in qualche modo arbitrario, può decidere lui come vuole. E questo è anche un importante correttivo a un principio secondo cui magari chi ha fatto molto male, noi possiamo dire che sicuramente sarà all'inferno, e l'Islam dice se Dio vuole. E cioè Dio ha sempre la possibilità di cambiare il giudizio da cattivo a buono o anche eventualmente da buono a cattivo. Sentite questo testo, la Sura 69, 13 e 39, un testo riepilogativo dei dati coranici sulla escatologia. Quando sarà soffiato nel corno per la prima volta e la terra e le montagne saranno sollevate e polverizzate in un sol colpo, in quel giorno avverrà l'evento e si spaccherà il cielo, così fragile in quel giorno, staranno gli angeli ai suoi orizzonti in quel giorno. 8 di loro porteranno il trono del tuo Signore. Sfilerete davanti a Dio in quel giorno e niente di quel che celate potrà essere nascosto. Chi avrà ricevuto il libro nella mano destra dirà: prendete e leggete il mio libro, invero sapevo che avrei avuto il mio rendiconto. Egli avrà piacevole esistenza in un giardino elevato, i cui frutti saranno a portata di mano. Mangiate e bevete in pace, il premio per quel che avete fatto nei giorni passati. Allora vedete, se così stanno le cose, capite quanto è importante l'etica. L'etica insegna le cose che bisogna fare e le cose che bisogna evitare, perché su questo punto si decide poi la vita futura, secondo la visione islamica. Vi dicevo che
ehm, come abbiamo visto che la religione, quindi questa visione molto fondata sulle opere, può dare l'impressione appunto che ognuno ha in mano, il musulmano ha in mano la propria sorte. In realtà questa idea che il comportamento è tutto, viene controbilanciato da un altro dogma molto importante, che è quello della predestinazione. Su questo, vi leggo un testo famoso, un hadith, vuol dire le tradizioni, attribuite al profeta dell'Islam Muhammad, preso da Al-Bukhari, il libro 59 del suo Sahih, che è la raccolta principale canonica delle tradizioni di Muhammad. Allora, il testo dice così: ciascuno di voi viene creato nel ventre della madre per 40 giorni. In altri 40 giorni diventa un grumo di sangue, in altri 40 un pezzo di carne. Poi Dio manda un angelo con 4 ordini dicendo: scrivi le sue opere, il suo sostentamento, la durata della vita, se sarà felice o disgraziato. Poi Dio soffia in lui lo spirito e ciascuno opera finché fra lui e il paradiso c'è soltanto la distanza di un cubito, ma a questo punto quel che è già scritto per lui lo fa agire in modo da meritare l'inferno. Oppure ha agito in modo che fra lui e l'inferno c'è soltanto la distanza di un cubito e quel che è già scritto per lui lo fa agire in modo da meritare il paradiso. Allora, è una descrizione impressionante, questa, per cui nel 120° giorno della gestazione scende questo angelo e mette per iscritto quello che sarà la mia storia e anche se sono destinato al paradiso o all'inferno. E a quel punto io agisco magari da buono fino a mezzo metro, un cubito, 50 centimetri dal paradiso e poi viro verso l'inferno. Un testo molto impressionante, è stato molto dibattuto, è un grande tema, un nodo insoluto, questo del sistema Islam, e ci serve anche a capire un po' come è fatto il musulmano, il credente. Da una parte la spinta ad agire. Indubbiamente l'Islam ti dice: fai, agisci bene, comportati bene, fai la preghiera, fai il digiuno, eccetera, eccetera. Dall'altra però ti avverte che ciò che tu stai facendo è già stato scritto da Dio. E questo, descrivendo la personalità, etica del musulmano, può spiegare, 2 corde, ecco, del suo cuore. Adesso io parlo così un po' in generale, se poi mi stanno ascoltando dei musulmani, poi uno magari potrà dire: "Ma no, io non sono così". Ecco, tu fai di ogni erba un fascio, però insomma orientativamente io credo che questo le fonti spingano a pensare. Da una parte appunto, l'attività, l'attivismo, diciamo pure l'attivismo, della vita del musulmano, dall'altra l'abbandono alla volontà di Dio. E Islam, vuol dire, abbandoni, istislam, la sottomissione a Dio, che produce 2 effetti importanti a livello morale e spirituale. Da una parte la, grande dote del, chiamiamolo così, sabr, cioè la pazienza, la sopportazione, è una delle virtù, più amate nell'Islam, più apprezzate, e sicuramente l'abbiamo vista in opera, una mamma che perde un bambino piccolo, un grave lutto familiare, un incidente sul lavoro, la perdita del lavoro. Io che sono stato tanti anni, in Medio Oriente, quante disgrazie ho visto, di cui sono stato ammirato della capacità delle persone che le avevano subite, senza ribellioni. E quelle cose che noi spesso possiamo sentire anche tra le nostre famiglie, no, muore un bambino piccolo, muore una mamma di parto, viene da dire: se ci fosse un Dio, ecco, non avrebbe permesso una cosa così".
Dio non è buono, queste frasi che si sentono, insomma, abbiamo sentite ripetere tante volte. Impossibile nell'Islam, impossibile, cioè la sottomissione al decreto di Dio. È stato scritto da Dio su di me e quindi io lo accetto. E questo può portare a un piccolo risvolto, così, visto che sono da tanti anni anche un volontario carcerario che si occupa proprio di musulmani, anche per quanto riguarda per esempio la carcerazione. Quanti detenuti mi hanno detto che quando è arrivata la Guardia di Finanza o i carabinieri ad arrestarli, hanno detto: questo era voluto da Dio, quindi accettiamo quello che è stato predisposto da noi." Ecco, questo è il sabr, quindi la sopportazione e indubbiamente una forte leva di resistenza, di resilienza per i credenti musulmani. Dall'altra però l'idea che poi tutto è scritto da Dio introduce un certo quietismo e anche una certa apatia, fino a un eccesso che si vede in alcune frange del sufismo, per cui fare e non fare, obbedire ai precetti oppure anche disobbedire ai precetti non ha nessun valore, perché tanto tutto è stato scritto da Dio. Quindi sono 2, come dire, tensione, ecco, del pendolo islamico, la spinta ad agire e la convinzione che ogni azione e ogni accadimento sia stato scritto da Dio, e quindi 2 elementi di una tensione che danno struttura, all'anima del musulmano. E vorrei leggervi ancora per darvi, un'idea, come dire, del contrappeso, ecco, che si ha all'etica islamica, un testo di Muslim ibn Yassar di Bassora, una scelta di Bassora, siamo nell'8° secolo, e che dice così: "Nel giorno del giudizio uno sarà condotto e posto davanti a Dio, il quale dirà: prendete in considerazione le sue opere buone. Lo si farà senza trovare nulla di suo. Allora dirà: prendete in considerazione le sue opere cattive, ne verranno trovate in quantità. Allora verrà ordinato di condurlo all'inferno. Ma mentre lo si porta via, quello si volta indietro e Dio allora dice: riportatelo qui, perché ti sei voltato? O Signore, non era questa la mia opinione riguardo a te. Dirà Dio: hai detto bene, e verrà ordinato di portarlo in paradiso." Allora noi troviamo qua una contrappeso a quello che potremmo dire, ragionando in termini di storia della teologia cristiana, un semipelagianesimo, no, uno si salva con le sue opere. Abbiamo il caso di questo raccontino, questa scelta di Bassora, di questo tizio che aveva fatto tutto di male, niente di buono, però aveva una buona opinione di Dio. E sulla base di questa buona opinione, che poi la fede, Dio sovverte il giudizio. E per cui e anche questo è un tratto della dell'etica islamica. Ai morenti in punto di morte gli si incoraggia a esprimere una buona opinione di Dio, avere una buona idea di Dio, perché poi Dio è clemente e misericordioso. E poi c'è anche un altro punto che però non mi soffermo perché dobbiamo andare avanti, cioè l'idea che c'è una capacità di intercessione di Muhammad. Nel giorno del giudizio sarò il principe dei figli di Adamo, il primo al quale verrà aperta il primo a intercedere a chi verrà e di cui verrà accettata l'intercessione. E quindi c'è anche l'idea che, io credo, questa è la mia lettura, c'è molto di cristianesimo nell'Islam, molte cose credo che arrivino all'Islam come un'influenza e rapporto anche tra Cristo e Muhammad, come rappresentazione. Ovviamente stiamo parlando di sistemi, noi ragioniamo come se facessimo un discorso a livello culturale, non di fede, ma di cultura. Io credo che molti tratti cristologici passino a Muhammad, tra cui la capacità di intercedere. Ehm, di questa idea quindi della vita etica, una bella del musulmano come la vita del musulmano come vita di
buoni comportamenti, ha dato una buona sintesi un teologo contemporaneo, Abderrahman al-Maidani, che in un libro dal titolo Al-Aqida al-Islamiyya wa Ususuha, cioè il dogma islamico e i suoi fondamenti, ha descritto l'Islam come un albero. Le radici stanno nel cuore, che è la fede. Il tronco dell'albero è rappresentato dalla doppia professione di fede, che è, credo che non c'è Dio fuori di Dio e credo che Muhammad è l'inviato di Dio. Questo è il tronco. E poi ci sono i rami, i grandi rami, che sono gli atti cultuali, quindi la preghiera, l'elemosina, il digiuno, il pellegrinaggio, e poi ci sono i rami piccoli, che sono tutte le varie attività della vita quotidiana, andare a scuola, andare al lavoro, trafficare nel mercato, sposarsi, avere relazioni con gli amici. Tutti sono retti dai grandi pilastri, dal pilastro della doppia professione di fede e dagli atti cultuali. All'interno di questo albero, l'albero è vivificato da una linfa, ovviamente, e questa linfa è la intenzione. In arabo si dice nia, cioè l'intenzione religiosa che dà significato a ogni atto, anche i più piccoli della vita. L'Islam dice può essere atto di culto anche mangiare il pane a tavola, anche unirsi con la propria moglie è un atto di culto. Ci metto un'intenzione religiosa. Vedremo poi, quando tratteremo più avanti della sessualità, che secondo la visione islamica la castità non si ottiene reprimendo gli impulsi sessuali, comprimendo l'istinto sessuale, ma invece consentendo di realizzarsi in modo lecito. E quindi il musulmano che si unisce a sua moglie per non avere rapporti illeciti con altre donne, ecco, per castificarsi, fa un atto religiosamente orientato e quindi per questo premiato. Tutti gli atti sono retti da un'intenzione religiosa. Allora, questa è la visione olistica dell'etica islamica. Ecco, quindi tutta la realtà entra in un cammino di perfezione religiosa. Ovviamente questo lo potremmo trovare anche nel cristianesimo, cioè o in altri sistemi religiosi, quindi l'Islam non è unico. Direi che la differenza rispetto al cristianesimo è che l'Islam è estremamente particolareggiato nella descrizione dei comportamenti. Quindi noi non abbiamo dei manuali, per esempio, di etica cristiana o anche di spiritualità. Forse si deve andare nei secoli molto antichi, cioè ritornare ai primi secoli, l'età patristica, ma comunque non c'è nulla di questo genere. Per esempio, come si va al gabinetto, come ci si mette i pantaloni, come ci si lava i denti, come si cammina per strada, come si saluta le persone. Tutto questo noi come ci si siede a tavola, le gambe lunghe, le gambe incrociate, come si prende il pane, come ci si ciba. Nel galateo islamico si tiene la sinistra sotto il tavolo, la destra afferra i cibi, si inizia dicendone Bismillah nel nome di Dio. Cioè potenzialmente tutte le azioni che sono compiute nella giornata sono descritte nel galateo islamico. E questo è molto tipico dell'Islam. Il mufti o l'imam o il mufti, quello che fa le fatwe, è continuamente sommerso da richieste di domande: come si fa, come ci si comporta. E questo come ci si comporta assume, diciamo, 3 grandi dimensioni. C'è un galateo con Dio, c'è un galateo con se stessi, c'è un galateo con gli altri.
E quindi vedete, tutto è oggetto di un comportamento. Allora, il primo campo che vi ho detto, il galateo, con Dio, potrebbe sembrare per noi un po' strano. Quando noi parliamo di etica, essenzialmente pensiamo a un'etica, orizzontale, cioè con le persone che ci stanno intorno, sia i nostri, ehm, i componenti della nostra famiglia, sia i nostri vicini di casa, sia i nostri compagni di lavoro, sia, le persone che incontriamo nella vita sociale. Questo è il galateo, questo è il buon comportamento, questo è l'etica. Ehm, Non abbiamo, almeno a me non è mai capitato di pensare, ecco, Dio in termini di galateo e di etica. Invece l'Islam, e lo vedremo e lo vediamo, diamo un piccolo spazio a questo, include, questo elemento nel suo, codice etico, il galateo con Dio, con il mondo, divino. Quindi con Dio, con il libro sacro, con gli angeli e con, il profeta. Poi c'è il rapporto, allievo-maestro, il galateo dei rapporti familiari, il galateo dei rapporti di amicizia, il galateo del rapporto con chi detiene il potere, chi è sottoposto, il galateo dei rapporti con il non musulmano, il galateo dei rapporti di vicinato, il galateo dei rapporti con gli animali. Vi ho dato questo elenco che è normalmente l'elenco quando noi compriamo, andiamo a Damasco, oppure al Cairo, oppure o magari nella moschea vicino a casa nostra che tengono lo scaffaletto dei libri, ecco in arabo compriamo un libro di etica, normalmente questi libri trattano il sistema etico, in questo modo. E c'è una, produzione enorme di opere che trattano dei buoni, comportamenti. Tra l'altro mi permetto di, segnalarvi, purtroppo c'è poco in italiano. Io sto lavorando per scrivere proprio un manuale di etica islamica che speriamo che veda presto la luce, ma si trova poco di comprensivo. Ehm, C'è, se volete, di Ida Zilio Grandi, Le virtù del buon musulmano, Einaudi Torino 2020, un testo importante che tratta appunto di alcune delle migliori virtù del, musulmano. Ma altrimenti in arabo, giusto per dare i nomi, Khalid al-Kharraz del 2009, Mohammad al-Ghazali del 1987, poi ancora Wahba Zuhaili, un grande giurista che tra le ultime cose ha scritto una trilogia sull'etica del musulmano che è uscita nel 2002. Questi sono un po' i testi che poi io utilizzo per per queste lezioni. Ecco, bisogna notare un altro punto che mi sembra importante, questo serve anche un po' a incrociare i nostri ragionamenti, anche quello che ci interessa, quello che vi interessa. La sensazione molto diffusa nel mondo islamico che l'etica islamica si trovi sotto attacco. E cioè che, il regime di globalizzazione, che in qualche modo è inarrestabile, anche se ha subito e subisce degli shock, sicuramente la pandemia è uno degli shock della globalizzazione, ehm, che l'etica islamica, cioè il sistema di regole, di buoni comportamenti che funzionano in un ambiente fatto di soli musulmani, venga a scricchiolare nel momento in cui il musulmano, per esempio, si sposta all'estero, vive in una città o anche solo da casa sua, che può essere, a Riyadh, piuttosto che a Baghdad, accende la televisione o entra in rete e vede quello che si fa a New York o a Parigi, come si vestono le persone a New York, Parigi, come mangiano, come si comportano, le loro relazioni, sociali. E quindi questo noi troviamo molti, campanelli d'allarme che vengono suonati, ecco, molti, allarmi lanciati, dai, grandi sheikh
grandi autorità dell'Islam oggi, proprio su questo rischio che l'etica islamica affronti un pericolo mortale. Vedete, per esempio, vi leggo questa affermazione, questa citazione di Yusuf al-Qaradawi, grande imam satellitare di Al Jazeera, legato alla fratellanza musulmana, che ha partecipato a un convegno del Cile, del Center for Islamic Legislation and Ethics a Doha, proprio appunto un centro sull'etica creato recentemente, questo nel 2013 questo convegno. Sentite cosa al-Qaradawi ha detto. Io l'ho ricavato dal video della conferenza su YouTube. Dice così: gli occidentali ritengono che l'economia propriamente non abbia relazione con l'etica, così come non ce l'ha la comunicazione, la scienza, la politica, la guerra. La vita dunque procede secondo i vantaggi individuali, non secondo quelli collettivi, come invece vuole l'Islam. Essi non mirano altro che all'utile personale, aziendale del gruppo, del partito, del paese e gli altri. Un'affermazione molto forte. Io poi non sono animato, dico subito, da intenzioni polemiche, né islamofobia né islamofilia. Ecco, in queste sedute, in questi incontri noi trattiamo scientificamente, sedute di carattere culturale, quindi descriviamo. Però mi sembra importante dare voce a una cosa che è stata detta in un convegno, lo si può ritrovare, si può trovare appunto le parole esatte pronunciate in arabo, che io vi ho tradotto in italiano, e Yusuf al-Qaradawi dà voce a una sensazione che è molto diffusa tra le autorità musulmane, tra le autorità religiose, che l'Occidente non abbia etica. Chiamano gli occidentali i maddiin, cioè i materialisti, materialismo. Sappiamo che questi problemi ce li abbiamo, quindi non è che si può negare la verità delle cose, ma vedere così l'Occidente privo di valori etici, totalmente privo di valori etici, è un po' impressionante. E tra l'altro devo dire è anche un tratto, forse ne abbiamo parlato lo scorso anno quando abbiamo parlato di jihad, è un tratto che entra nella costruzione della personalità fondamentalista, fino agli estremi del fondamentalista che diventa capace anche di usare la violenza. Ben inteso, non è che ogni fondamentalista sia un terrorista, uno può essere molto rigido nella sua religione musulmana, come anche molto rigido nella sua professione di fede cattolica, senza voler far male a nessuno. Quindi non è sinomeno di terrorista fondamentalista. Eppure si può notare, studiando la predicazione, ecco, rivolta ai gruppi fondamentalisti, al radicalismo, che evolve poi anche nell'avventura, la sventura della violenza, questa rappresentazione dell'Occidente come un mondo privo di valori, privo di etica. Nella costruzione della personalità radicale, l'Occidente non ha valori, ha semplicemente la tecnologia. E quindi molte volte si sente dire dai radicali: all'Occidente chiediamo semplicemente di ridarci la tecnica, dateci la chimica, dateci la fisica, dateci le vostre conoscenze, per il resto non avete niente da darci. I diritti, la cultura dei diritti, l'umanesimo, insomma tante cose, tante storie, viene in qualche modo considerato inesistente. Ovviamente noi sappiamo che lo stesso progresso scientifico, tecnologico, ha una radice
nella filosofia, nella grande storia dei valori che si sono sviluppate durante i secoli in Europa e poi oltre oceano. Quindi questo per esempio è un problema oggi. Il musulmano è anche un problema del dialogo, vi invito a riflettere, a rifletterci sopra. Questo rischio del musulmano, della cultura islamica, di pensarsi come unica depositaria dell'etica che rimane ancora esistente in un mare di una umanità priva di valori. Allora, facciamo un ultimo passo, abbiamo ancora 6 minuti davanti a noi per stare insieme e trattando un punto che è molto importante dell'Islam, e cioè l'etica come imitazione. Allora, abbiamo detto la centralità dell'etica, la centralità della prospettiva escatologica nell'Islam, il bilanciamento nell'Islam tra l'impulso verso l'azione, verso l'agire e il credere che tutto dipenda da Dio, la visione dell'etica come un albero e quindi un sistema olistico in cui tutto fa parte dell'etica religiosa, non esiste niente che sfugga alla dimensione religiosa, la sensazione di essere l'isola dell'etica in un mare privo di valori e infine le fonti dell'etica. Da dove il musulmano impara quello che ha da fare, che deve fare? La sua etica da dove la prende? Allora se voi interrogate qualsiasi vostro amico, amica, musulmani, dove sono le fonti dell'etica? Lì è nei Masadr, l'Akhlaq, le fonti dell'etica. Sicuramente vi risponderà il Corano e la Sunna. Cioè il libro, quello che per me musulmano è il libro di Dio, l'ultima rivelazione eterna che supera tutte le rivelazioni precedenti, da una parte, e dall'altro la Sunna, cioè le tradizioni che si riferiscono ai comportamenti del profeta dell'Islam, Muhammad. Questa parte della Sunna è quella, direi, preponderante, più importante, nel senso che effettivamente nel Corano troviamo tante idee, ma in realtà il Corano è più un libro di esortazione, è più una predica, un invito, ecco, ad agire in vista della salvezza. Nel suo corpus, se non ricordo male, 6.300 versetti, i versetti propriamente giuridici sono 200, 300, ecco, una minima parte. Allora, com'è possibile che l'Islam si sia sviluppato con un così grande numero di regole, avendo il Corano un così piccolo numero di regole? La risposta è nei hadith, nella Sunna. Lì troviamo, in queste tradizioni riferite all'autorità di Muhammad, l'espressione di tutti gli ambiti della vita del musulmano e quindi tutte le regole che il musulmano deve seguire. Quindi l'obiettivo, e anche l'ambizione, il desiderio di ogni musulmano è conformare la propria vita alla vita del suo profeta. Anche qua vi invito a riflettere sul collegamento cristologico. Ecco, l'imitazione di Cristo è conosciuta nel cristianesimo, l'imitazione di Muhammad nell'Islam. Non troviamo, mi sembra, nulla del genere se andiamo a vedere nei profeti dell'Antico Testamento. Mosè, certo, aveva una sua funzione, ma noi non troviamo qualcosa di simile, ecco, nelle testi della rivelazione ebraica che possa essere paragonato sia all'imitazione di Cristo, come è stata sviluppata nel cristianesimo, che a quella di Muhammad e dell'Islam. Quindi è la conformazione
ai comportamenti di Muhammad da una parte e poi dall'altra può essere sorprendente, ma è reale, questo ci si pensa di meno, ma è fondamentale, l'imitazione di Dio. Voi sapete che l'Islam ha i suoi 99 nomi, no? Che si ripetono, Dio clemente, Dio Latif, cioè sottile, gentile, Dio Karim, Dio generoso, Dio Razzaq, colui che nutre. Allora ci sono tutta una serie di nomi di Dio che dicono azioni verso la creazione, azioni verso le creature, quello che noi chiameremo l'economia di Dio nella storia. Questi nomi di Dio che costruiscono l'impianto teologico, cosa il musulmano pensa di Dio, lo si trova nei 99 nomi, esprimono anche quelle che sono le qualità più desiderabili del musulmano. Il musulmano che tiene Dio così in alto, assolutamente non si può parlare di incarnazione di Dio, Dio che scende sulla terra non è possibile, eccetera, eccetera, lo sappiamo bene, ne abbiamo parlato. Allo stesso tempo vede nei nomi di Dio, nelle qualità di Dio, nelle azioni di Dio, nell'economia della storia, una direzione per la propria vita. Ecco, il tempo è trascorso, mi fermo qui, riprenderemo la prossima volta iniziando a parlare, del Galateo verticale, i rapporti dell'uomo con Dio per poi arrivare al Galateo orizzontale, il rapporto dell'uomo con i propri simili. Vi ringrazio se avete voluto, seguirmi fin qui e auguro a tutti un buon proseguimento e al prossimo incontro.